Atalanta Ascoli 2-1, a Crotone, Piacenza Crotone 1-0, Frosinone Modena 1-1, Livorno Torino 2-1, Pescara Grosseto 4-2, Portogruaro Varese 1-1, a Modena Novara Sassuolo 1-0, a Trieste Regina Triestina 4-0, Vicenza Binolefe 1-1. Lunedì si giocano i due posticipi, il derby euganeo Padova Cittadella alle 19 ed Empoli Siena invece derby toscano alle 21. La classifica, come detto, vede il Novara in testa alla classifica almeno per 48 ore, poi Siena 21, Regina 20, Atalanta 18, Livorno e Vicenza 16, Empoli e Pescara 15, Crotone 14, Padova e Torino 13, Triestina 12, Varese, Grosseto, Modena, Portogruaro a 11 punti, Ascoli e Frosinone 10, Albinoleffe 9, Sassuolo 8, Piacenza 7, Cittadella 5. Subito al secondo minuto l'infortunio a Garlini che cambia un po' le carte in tavola a Mondonico, dentro sulla fascia sinistra Piccinni. E proprio da quella parte arrivano i problemi sul fondo. Di Matteo, palla in mezzo per Soligo che però all'altezza dell'area piccola gira alto sulla traversa. Al 12° il vantaggio del Vicenza, ancora Di Matteo in mezzo per Abbruscato che tira al volo la deviazione di Luoni, la palla si impenna e supera Tomasig, quarta rete in questo campionato per il centravanti vicentino. È immediata la reazione dell'Albinovelle F, rapida la girata di Torri, la palla a lato. Attorno alla mezz'ora protesta l'Albinoleffe, Regonesi a terra, contatto con Di Matteo, l'arbitro molto vicino fa proseguire. Poco dopo il tiro di Piccinni diventa un cross per Torri, la palla finisce fuori. Opportunità anche per Abbruscato, difende bene palle in area, però la conclusione è alta. La ripresa dentro Momentè, subito pericoloso, il tiro leggermente deviato, grande la risposta di Frison che mette in angolo. Dall'altra parte Di Matteo dal vertice dell'area, rasoterra bloccato da Tomasig. Il Vicenza insiste, punizione di Oliveira, colpo di testa in mischia di Baclet, la palla fuori di poco. La partita si innervosisce, espulso il mister dell'Albinoleffe Emiliano Mondonico e subito dopo Bergamaschi in 10, seconda ammonizione per Etemai che ferma Gianni a metà campo. Uscendo il finlandese, per così dire, saluta i difensori vicentini. Soligo potrebbe chiudere l'incontro, ma è l'Albinoleffe ad andare vicino al pareggio. Grande azione in area di Luoni, la palla a Momentè decisiva, la risposta di Frison finisce con il Vicenza che conquista il quarto successo su 5 partite in casa, mentre l'Albinoleffe è alla 22ª partita nelle quali subisce almeno una rete. Molte proteste poi oggi per i giocatori e l'allenatore bergamasco. Ricordo il migliore è stato Abbruscato, l'autore della rete, e poi il risultato con il Vicenza che batte l'Albinoleffe 1-0. Linea allo studio. Bastano 3 giorni al Vicenza per rialzarsi dopo il KO di Torino e battere di misura una non brillantissima Albinoleffe. Maranno rinuncia al suo 4-4-2, con Alemao preferito a Baclé in avanti. Mondonico risponde di 3-5-2, lanciando Geroni causa forfait di Previtali. Il tecnico vicentino chiede i suoi velocità e spesso e volentieri viene accontentato, con Oliveira e soprattutto Di Matteo che fanno venire il mal di testa alla retroguardia bergamasca. Proprio dall'ennesima scorribanda sulla destra di quest'ultimo arriva il vantaggio vicentino. Cross in mezzo per Abbruscato, che si aggiusta alla sfera per poi girare in acrobazia, con la palla che scavalca Tomasig dopo l'impercettibile deviazione di Luoni. Quarto squillo in campionato per il bomber emiliano, che nella sua avventura in biancorosso sembra finalmente aver trovato quella continuità non sempre dimostrata in passato. L'Albinoleffe del primo tempo è tutta in un'incornata di Torri, che non riesce a girare in porta sul tiro cross di Piccinni, entrato dopo soli 3 minuti al posto dell'infortunato Garlini. Il Vicenza chiude la frazione in avanti, con il diagonale di Abbruscato che finisce direttamente sulle reti di protezione della curva. La ripresa si apre con Baclé al posto di un deludente Alemao e Momentè per Geroni in casa celeste. La mossa del mondo paga, visto che è lo stesso Momentè a creare il primo vero pericolo per i suoi, con una gran parabola su cui Frison deve superarsi. La risposta del Vicenza non si fa attendere, col solito Di Matteo che impegna Tomasig da fuori area.
I padroni di casa viaggiano sul velluto e al 69esimo per poco non trovano il raddoppio, con un curioso colpo di nuca di Baclé. L'Albino Leffe invece non sembra capirci un granché e nel giro di 2 minuti rimane prima senza allenatore, cacciato per proteste, quindi priva del proprio regista, con Etemai che si guadagna gli spogliatoi in seguito alla seconda ammonizione di giornata. Il copione vede dunque aprirsi praterie per i padroni di casa, che provano a chiudere i giochi con la conclusione del non entrato Gavazzi sulla sponda di Abbruscato. L'Albino Leffe potrebbe tuttavia firmare la beffa all'85esimo. Luoni evita difensori come fossero paletti e fa filtrare per Momentè, che si vede respingere il destro a botta sicura da un provvidenziale Frison. Sul ribaltamento di fronte Tomasic non vuole essere da meno su Baclé, ma di fatto non c'è più tempo. Per Mondonico una mancata conferma dopo il successo infrasettimanale contro il Frosinone. Gongolano invece i biancorossi, aprendo uno stuzzicante interrogativo. Dove può arrivare questo Vicenza? A Maran e al Novara l'ardua risposta. Sei stato chiamato in causa dal nostro Marco Ronchi. A Maran l'ardua risposta. Dove può arrivare questo Vicenza? Anche al Novara ovviamente, perché c'è il big match venerdì. Lo dobbiamo dimostrare sul campo, vedremo un po'. Noi dobbiamo andare avanti così come stiamo facendo, cercando di migliorare il rendimento esterno, perché siamo un po' carenti lì. Ecco, ma l'anno scorso paradossalmente era il contrario, non riuscivate a vincere tra le mura amiche del Menti, invece lo facevate in trasferta, no? Secondo me sono proprio momenti che capitano nell'arco delle annate, un anno in un modo, un anno nell'altro, anche perché per come quello che trasmetto io è andare a giocarsi sempre le partite nello stesso modo, sia in casa che fuori, senza vedere dove si gioca. Per cui vedremo, cerchiamo di migliorare, perché credo che abbiamo ancora margine di miglioramento e questo mi fa ben sperare. Anche perché è una squadra giovane, lo dicevi prima. Mister, parliamo della partita di oggi. Avete sbloccato il risultato quasi subito, dopo 12 minuti, la grande rete di Elvis Abbruscata, avete controllato la partita, avete sbagliato il raddoppio, poi paradossalmente qualche brivido c'è stato quando l'Albino Leffe è rimasto in 10. Credo che l'errore più grande che abbiamo fatto oggi è proprio quello di non chiudere una partita, e l'abbiamo tenuta aperta fino alla fine, cosa che magari è successa anche a Torino mercoledì, con un po' più di cattiveria proprio nel voler fare il secondo. Potevamo chiudere una partita e oggi soffrire meno, magari a Torino invece portare a casa un risultato positivo. Dobbiamo migliorare in questo, perché credo che poi nel chiudere la partita, nel raddoppiare, questo ti dà energie diverse e magari mortifica anche un po' gli avversari nel momento in cui stanno dando il maggior sforzo per poter raggiungere il pari. Frisone ha fatto una gran parata nel finale su Momentè. Sì. L'unico rischio vero che abbiamo corso è stato quello là, sarebbe stato veramente un peccato buttare all'ortiche una vittoria, proprio perché magari non si è riuscito a chiudere una gara come questa, che magari va chiusa. Alfredo, io ho un sacco di domande sui singoli da fare a Rolando Maran, però hai la precedenza tu. No, anch'io sui singoli, però volevo tornare... Vediamo se sono gli stessi poi, No, speriamo di no. Vorrei tornare a Torino facendo un passo indietro, a ritroso, perché Rolando prima ha detto non è stato un problema di coraggio, ma conoscendo le tue squadre, paradossalmente forse quest'anno avete vinto una partita a Grosseto che in linea di massima, se fosse finita pari quella partita lì, non sarebbe stato uno scandalo, avreste potuto raccogliere di più in qualche altra trasferta. Se non è stato coraggio, non so se sei d'accordo, Rolando. No, sono d'accordo. Cos'è stato a Torino? Perché a un certo punto, conoscendo il timbro e l'impronta che dai alle tue squadre, mi è sembrato un Vicenza troppo rintanata. Avete avuto una sola occasione con un Torino in difficoltà. Probabilmente noi avevamo tenuto un ritmo altissimo, soprattutto nella prima ora di gara. E poi ci è venuto un po' a mancare, giocando la seconda partita, ci è venuto a mancare magari quella freschezza per continuare in quel modo là. E poi volevamo anche andare a attaccarli più alti, ma loro hanno cominciato a verticare, ecco, tutte queste palle abbastanza lunghe che ci costringevano a abbassarci molto e magari eravamo un po' più lontani dalla metacampo avversaria. Questo ha condizionato un po'. Però avevamo situazioni in cui potevamo essere pericolosi e magari non siamo stati talmente forti nel metterci forza proprio in questo, nell'andare a voler far male di nuovo, e abbiamo pagato caro questa cosa. Senti, con la tua sincerità, però devi essere sincero, non mi mettere il disco adesso. Dove è migliorabile questo Vicenza? Perché io ho fatto questa fotografia, ma è chiaro che tu sei l'allenatore ed è giusto che tu faccia l'allenatore, perché per un allenatore sono tutti i migliori al mondo, quelli della squadra di competenza. No, io credo che abbiamo un grande potenziale tecnico, soprattutto quest'anno in più dell'anno scorso. E questo potenziale delle volte non lo sfruttiamo più, nel senso che dobbiamo essere più bravi a capitalizzare tutto quello che facciamo. A Torino abbiamo fatto una partita, secondo me, soprattutto nella prima ora, abbiamo fatto un buon calcio, ma
per fare un calcio così dopo devi finalizzare, devi riuscire a mettere anche, devi trasformare questo gioco in azioni pericolose, in azioni da gol. Invece tutto questo ancora, in tutto questo può esserci un miglioramento enorme. Noi possiamo essere più bravi in questo. Cioè se non segna Bruscato, chi segna? No, ha segnato Bacchetta, ha segnato Alemao. Nell'ultimo periodo però. Ma anche questo fa parte delle situazioni che nascono momentanee, che nascono insomma, così. Vai Alfredo. Mi hai girato la domanda però, io intendevo dire senza andare nei reparti, nel dettaglio dei reparti, perché non sarebbe giusto. Io ho sempre detto il Vicenza è una squadra molto buona, molto competitiva, dalla cintola in su, però magari potrebbe essere migliorata nei primi 40 metri, ora, senza andare nei dettagli. Per essere una squadra ancora più competitiva è migliorabile, cioè se tu avessi la cassaforte aperta adesso, senza farmi dei nomi o dei ruoli, o nomi anche la sintesi dei ruoli, perché non sarebbe giusto e me ne rendo conto. Adesso ho capito cosa volevi dirmi, no, non ho giro la domanda, ti dico però una cosa, che noi fino ad ora su 10 partite credo che siamo riusciti a mettere in campo la stessa linea difensiva forse 2 volte. Abbiamo sempre dovuto cambiare perché purtroppo abbiamo avuto un sacco di infortuni nello stesso reparto e questo ha condizionato, in una squadra molto rinnovata, ha condizionato molto e qualche volta sicuramente con una maggior continuità avremmo trovato dei benefici. Ultima mia e poi lascia Valentina e non parlo più. Alemao. Grande talento, forse oggi non al massimo del suo potenziale. Da un po' di giornate Alfredo che non lo vedo al massimo, troppi elogi? Infatti voleva avere una diagnosi completa da parte del primario, da parte di Maran. Di Matteo, che comunque mi sembra arrivato in comproprietà dal Palermo, mi sembra un altro ragazzo sveglio di testa e di gambe, e poi un mio punto interrogativo, Armà. Tu non lo stai utilizzando, non so se in questo momento Armà non riesca a capire problemi fisici, problemi di inserimento. Io mi ricordo di Armà alla spalla e nel momento in cui ha fatto il salto di qualità non ha mai avuto l'opportunità in Serie B di giocare. Non è pronto, ci sarà spazio per tutti. Da dove partiamo? No, da dove vuole parte la partenza, lo start è di Maran. Io ho buttato Alemao, Di Matteo o Armà? Ma Alemao, guarda, è un talento straordinario, è un giocatore che ha delle potenzialità incredibili, che deve sicuramente, essendo molto giovane e soprattutto negli ultimi 2 anni, avendo giocato così poco, deve guadagnare quel tempo che ha perso in questi 2 anni. Però è un giocatore che è in continuo miglioramento anche proprio nel modo di stare in campo. E come tutti i talenti possono avere dei momenti in cui fanno la differenza e dei momenti in cui possono pagare se non fanno la differenza, però ha giocate che sono fuori del comune. Deve crescere anche lui perché è un giovane, deve ritrovare il campo, deve trovarlo nel modo di farlo da squadra, non magari solo per il singolo, però se riesce a mettere a servizio della squadra tutto il suo talento può diventare un giocatore veramente importante. Voglio dire, ha giocato anche con Neymar e Enrique Ganso, quindi poi per il resto, è un gran talento. Di Matteo sono contento perché sta crescendo. Lui finché non è arrivato a Vicenza non ha mai trovato continuità perché ha giocato veramente poco dalle altre parti. E invece l'anno scorso ha cominciato a mettersi in evidenza e quest'anno è diventato un giocatore sicuramente importante per il Vicenza. Quanto riguarda Arma, fino adesso non c'è stato, lo sto apprezzando, lui è arrivato proprio a fine mercato, lo sto apprezzando adesso, però fino adesso non c'è stato lo spazio, perché in organico siamo anche come attaccanti siamo in tanti, però sono convinto che anche lui si ritaglierà e magari dovrà essere bravo a prepararsi per sfruttare quell'occasione che gli capiterà, come sta capitando un po' a tutti poi nel Vicenza, perché scorsa settimana è entrato un ragazzo che era 2 anni che non giocava, Minesso, che è un giovane, oggi è entrato Rossi che è un altro giovane che era la primavera della Juve, e insomma adesso qualcosa mi dimentico di quelli che sono, però tutti quanti avranno la loro possibilità, l'importante è farsi trovare pronti. Le pagelle ti soddisfano? Vai Alfredo, aspetta. No, mi dispiace molto per Paro che si è bloccato un'altra volta. È un peccato, sì, perché stava trovando il passo giusto, anche lui dopo una serie di infortuni, ma speriamo non sia niente di grave, sembra che le cose proceda bene, insomma. Meno male, le pagelle ti soddisfano? Beh, oh.
No, mi dispiace per Alemao perché... Però l'hai tolto, eh? L'ho tolto anche perché per caratteristiche, no? Perché ci serviva magari, lui è più una punta che aggira l'avversario, invece ci serviva in quel momento là due che attaccassero l'area perché riuscivamo ad arrivare al cross con parecchia costanza, proprio con frequenza, e lì in quel momento là mi serviva che gli attaccasse la porta. Quindi mi stai confermando Alemao e Baclé intercambiabili? Difficilmente rivedremo il tridente Alemao-Baclé Bruscato come nel primo tempo contro l'Ascoli? Se cresciamo un po' come complesso possiamo anche rivederli insieme. Come stanno invece Botta e Martinelli? A Botta è stato bravissimo perché ha giocato tutta la partita con il naso rotto. Ed è stato veramente portato, e ha fatto anche una buona prestazione Martinelli, bene, era solo la vecchia ferita che... Solo una vecchia ferita.